Tutto il momento ha cominciato a uscire fumo dai finestroni e giro di pochi minuti sono comunque intervenuti i vigili del fuoco e qua. Speriamo che siamo riusciti a spegnere l'incendio. Una colonna di fumo nero visibile a chilometri di distanza si è alzata poco prima delle 10 del mattino dal magazzino dell'azienda di logistica Movimoda di Via delle Industrie a Levada di Ponte di Piave, uno degli ex stabilimenti della Stefanel. Le fiamme sono divampate in un'area di stoccaggio di capi d'abbigliamento in cui non c'erano dipendenti né macchinari. Il piano di evacuazione del personale è immediatamente scattato. I 60 lavoratori sono usciti all'esterno e nessuno si è fatto male, mentre sul posto, insieme a carabinieri e polizia locale, arrivavano i vigili del fuoco con un dispiegamento massiccio. Di circa 25 uomini con 8 automezzi e la nostra opera è stata fondamentale perché abbiamo circoscritto l'incendio e abbiamo evitato che il propagarsi alle strutture quelle limitrofe. Vi siete fatti un'idea di cosa può essere capitato? Assolutamente no, ci saranno delle indagini in corso e vedremo come si è originato questo incendio. 800 metri quadrati la superficie interessata dall'incendio, su cui ora lavorerà la polizia giudiziaria dei vigili del fuoco per cercare di risalire all'origine del rogo. Non è escluso il cortocircuito, ma si tratta per ora solamente di un'ipotesi. La stima dei danni è da calcolare nell'ordine delle centinaia di migliaia di euro, da vagliare le condizioni statiche dello stabile e, appena sarà possibile, della merce che vi era contenuta, vestiti e giubbotti invernali di diverse marche, compresa una grossa partita di capi Geox. È evidente che è un danno ingente. Sicuramente sì, ma non sappiamo ancora, non abbiamo avuto la possibilità di entrare per capire cosa è successo. È un edificio molto conosciuto, no? Per la sede che ospitava, per il negozio che ospitava. Sì, infatti quando spaccio Stefanel sanno tutti dov'è. Bisogna valutare l'entità e poi speriamo già nelle prossime ore di poter, con il consenso del comando dei vigili del fuoco, riattivare le attività, assolutamente. Sul posto tecnici del servizio prevenzione dell'ULSS 2 e dell'ARPAV, chiamati dal comune per monitorare un eventuale inquinamento. Abbiamo dato d'intesa con ARPAV e appunto i tecnici della prevenzione dell'azienda ULSS una comunicazione immediata sia alle scuole, comunque di tutto il territorio, immediatamente anche al centro servizi per anziani e anche alla struttura per disabili, nonostante fossero appunto nelle altre frazioni, di tenere chiuso, di evitare l'uscita dei ragazzi dalla scuola. Successivamente, visto che appunto l'incendio è stato domato verso le ore 11, sentiti appunto ARPAV e ULSS, abbiamo comunicato l'uscita appena adesso dei ragazzi dalle scuole e anche l'uscita degli ospiti da parte delle strutture. Le analisi proseguiranno nella frazione di Negrisia, verso cui il vento ha spinto la nuvola di fumo nero.